Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Rieccoci, ben ritrovati amici delle stelle di Radio.0 in un nuovo appuntamento con l'oroscopo. Oggi tutto verde in occasione anche della festa di San Patrizio. Iniziamo subito quindi con le ultime novità. Ariete, sentimentalmente siete in pieno fermento, l'umore risente delle novità, in generale per voi l'unica costante dell'universo è il cambiamento. Un inatteso colpo di fortuna poi potrebbe apportare nuove entrate, un bel viaggio con chiamate per spezzare la routine. Toro, il passaggio odierno della luna in Vergine è un vero toccasana per i molti problemi pratici che vi tolgono il sonno e la tranquillità in questi giorni. Pratici, efficienti e rapidi nell'agire, vi impegnerete per fare ordine, spazzando il campo dal superfluo. Gemelli, a causa della luna in Vergine, le vostre iniziative professionali, almeno temporaneamente, sono in fase di revisione. Impedimenti e cavilli le caratterizzano. Un problema familiare poi affrontato con troppa leggerezza da parte vostra e vostro malgrado necessita di essere rivisto. Cancro, grazie ad una buona dose di senso pratico, lavorare oggi non vi pesa per nulla, tanto più se in ballo ci sono progetti ambiziosi o richieste da inoltrare. Tenerezza e buonsenso ristabiliscono la pace e favoriscono l'intesa, attenzione sia in famiglia sia sul lavoro. Leone, cercate di badare al sodo e di non perdervi oggi in progetti nebulosi, magari dietro il consiglio anche di un amico, piuttosto consolidate le certezze acquisite fin qui. Potrete smaltire buona parte del lavoro arretrato e sbrigare con successo incombenze noiose ma necessarie. Un pratico giovedì, quindi. Vergine, grazie alla Luna e ad Urano il lavoro quotidiano procede con soddisfazione pure. Un viaggio di lavoro può aprirvi nuove e proficue prospettive professionali. Sorprese e soluzioni inaspettate arrivano a colorare la vostra giornata. Oggi l'irrazionale batte la logica scettica, 10-0. Bilancia, sarete propositivi e pronti a muovervi con entusiasmo e ad abbandonare quella nociva abitudine che non vi serve per nulla. Qualcuno a voi vicino poi chiede conforto. Migliorate la qualità del rapporto esprimendo con estrema sincerità emozioni, bisogni e pure debolezze. Scorpione, ottime premesse per il lavoro. Oggi che lo spirito di collaborazione è alla meglio, archiviate i motivi di disaccordo e procedete a tutto sprint. Giornata positiva che fa risaltare l'aspetto rassicurante della routine. Tutto è in ordine, ogni cosa è al suo posto. Sagittario, come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i vostri bollori. Risultato? Nervosismo, umore scuro e pure insofferenza. Laddove occorrerebbero ordine e sistematicità, apparite scombussolati, attenzione, del tutto privi di senso pratico. Cercate di riprendere le cose in mano. Capricorno, amici, una giornata ideale vi aspetta per concedervi magari una vacanza, anche breve, ritemprarvi a contatto con la natura, praticare sport, coccolarvi con le cure termali vi servirà tantissimo. Vi attendono conferme da parte dell'ambiente, successi a tutto tondo e serenità nella vita di relazione. Acquario, nel clima movimentato è benvenuta una giornata di pausa, quella di oggi, per fare il punto della situazione prendendo in esame anche le esperienze del passato. Occupatevi di casa, faccende e finanze. Tirando le somme potreste scoprire una gradita sorpresa. E chiudiamo con i pesci. La luna nel suo aspetto dinamico vi invita a scommettere su nuovi progetti, forse non ancora ben delineati, tutti da studiare o da inventare, ma a voi questa situazione piace. Un aiuto provvidenziale arriva a togliervi dagli impicci, ribadendo il principio che non bisogna mai disperare. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questo giovedì di marzo dalle nostre stelle. Noi vi aspettiamo domani ancora con tutte le novità del giorno. Una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0